Buongiorno Italia, sì, appena svegliati prima mattina, come sempre ormai è consuetudine. Allora, no, scusa un attimo. Allora, oggi è il 6 dicembre, no? Io ho fatto il pieno del GPL al Bombolone il 2 dicembre, cioè il pieno, ossia il rabbocco, 16 euro e qualcosina, no? Fino, diciamo, allo stop della pompa del benzinaio, no? E adesso mi segna 1 di 4. È vero che io probabilmente ho anche sballato il sensore, diciamo, il piano del GPL, però ho detto cacchio, è anche venerdì, approfittiamo, andiamo subito al distributore a rifare il pieno e a vedere quanto ho consumato in questi 4 giorni, perché con Scarosso cavolo era 1 euro al giorno. È vero che se qua sono 16 euro in 4 giorni pagherò comunque meno di quanto pagavo di pellet. Oddio, aspetta, calcolatrice, 16 diviso 4 uguale 4 euro, 4 per 4 16. Vediamo. Cioè, a parte i consumi ovviamente in termini di cash, sì CP, buongiorno, ma se mi dura veramente così poco, io veramente posso fare pochi giorni, diciamo, in libera, cazzo, mentre con l'altro andavo avanti un disastro. E poi mi sembra strano, non lo so, che mi si spenga la pistola più o meno a 15 euro. Per carità, ripeto, devo ancora rimanere a secco, quindi, perché si è sballato il galleggiante, che lui lavora magari solo nell'ultima parte, io ogni volta faccio il pieno, però in realtà magari ho il doppio ancora di roba, quello non lo so. Comunque vabbè, inutile stare qua tanto a parlare, andiamo a vedere subito quanto ho consumato. Ok, fatto, no? Allora 13,20 euro, porca miseria, aspetta che prendiamo un attimo la calcolatrice. 13,20 diviso a farla buona a 4, perché adesso è mattina, 3,30 euro. Scarosso d'inverno, però compreso anche il frigo a gas, acceso anche a 24, mi consumava tipo al massimo 1,20 euro al giorno, quindi siamo quasi al triplo qua di consumi, porca miseria. Per carità, fortuna che ho il bombolone, perché per assurdo ci sono camper, e non sto scherzando, l'ho letto su internet, cioè l'ho letto su dei forum appositi, che hanno l'Alde con le bombole a gas e diesel che fa 2 giorni e grazie al cazzo. Per carità, senza nulla togliere a Scarosso, il riscaldamento non è minimamente da paragonare, è assolutamente tutta un'altra cosa, a parte che non secca l'aria eccetera, ma veramente hai caldo uniforme in qualsiasi angolo del camper, anche gli angolini davanti, proprio qualsiasi angolo, quindi effettivamente è tutta un'altra cosa. E ti blocca tutti gli spifferi perché ci sono tutti i termi attorno alle finestre, quindi per carità di Dio nulla da dire. Stanotte l'abbiamo tenuto al minimo, tipo a 17 gradi, una roba del genere. In realtà poi la mattina era 21 che segnava interno, quindi per dire si poteva scendere ancora di più. Forse nei primi giorni qua che ho fatto delle prove eccetera eccetera, magari l'ho tenuto altino di temperatura, però insomma sì, consuma sempre molto meno del pellet, per carità. Io mi ricordo quando abitavo nella casa vecchia quanto pagavo, tipo quello più economico 4 euro, ma dovevi beccartelo in anticipo, se no te lo trovavi a 4,50 e certi addirittura 5 euro al sacco. Nella mia casa vecchia, che era paragonabile a Scarosso in tutto e per tutto, c'erano molti, c'era casa vecchia, mure fine, 6 spifferi eccetera eccetera, e quindi in pieno inverno ti assicuro, pur stando in Veneto, non in montagna eccetera, ti assicuro che 2 sacchi o 1,5 o 2 sacchi di pellet al giorno ti andavano via, quello te lo assicuro. Quando andava bene un sacco al giorno, però eravamo fuori dal periodo invernale, quindi per carità come consumi comunque siamo decisamente più bassi, in più non hai le bollette dell'acqua e dell'elettricità, per carità di Dio, però insomma ragazzi, speravo meglio. Speravo meglio anche perché per il discorso che la caldaia Alde, no, te l'avevo già detto in un video precedente o in qualche video precedente, non è come le Truma, no, che hanno la fiammella sempre accesa e al massimo diciamo si abbassa quando non serve tot potenza, no, per riscaldare. No, l'Alde scalda del glicole, comunque del liquido che va nei termi,
e quando ha finito di scaldarlo, che è in temperatura, si spegne completamente. I termi continuano a girare col loro motorino, ma la stufa è spenta. Quando poi il glicole, il liquido, scende di una tot temperatura, allora la stufa riparte per riscaldarlo di nuovo, questo in base anche alla temperatura che tu hai impostato, la temperatura ambiente, no? E quindi insomma è così. Fermo per carità, ho tenuto acceso anche il generatore per un'oretta o più di un'oretta, quindi adesso vabbè, non sono stato a cronometrare, magari sono state anche 2 ore, magari è stata mezz'ora, non lo so, però ho acceso anche il generatore, è vero. Comunque vabbè, adesso siamo andati, vedi, mi è tornato subito a 3 di 4, quindi sì, c'è un qualcosa anche nel galleggiante, insomma, ecco. O con una perdita che butta via, no? Perché no, impossibile. Però è strano, no, deve essere una roba recente, perché quando l'ho comprato è stato su 4 di 4 tipo un mese e passa, col frigo acceso sempre, eccetera. Quindi no, deve esserci qualcosa nel galleggiante. Quindi insomma dai, si andrà più o meno ad occhio per il momento. Dopo un giorno ovviamente tutto si sistema, tutto si perfeziona. Come su Scarosso? Italia, provo a fare una cosa nuova. Praticamente in un volo incidente col drone ho sfottuto la GoPro, adesso ti faccio vedere. Ma che bella la mia nuova custodietta della Pro. Allora apriamo, qui c'è quel che resta della Pro. Ciao Pro. Allora vedi, qua c'è il cavo connettore USB, no? Che mi serviva per attaccarla al drone più che altro, perché per scaricare i video stacco direttamente la schedina. Allora niente, è andato tutto dentro, quindi noi adesso smontiamo la Pro, la mascherina davanti si toglie. Com'è che l'ho tolta? Mi pare con 2 vitine, non mi ricordo neanche, perché io praticamente l'ho distrutta e quindi un pezzo alla volta è venuta via da sola. Quindi comunque devi togliere la mascherina avanti, dopodiché c'hai le 2 vitine e noi giustamente abbiamo tutte le puntine e il cacciavite. Troviamo quella giusta, eccola qua, sì, sono anche abbastanza allentate. Procediamo. Ma c'è sto cazzavitino, è proprio lui fatto di cacca, cioè guarda, viene via proprio come ridere la punta. Va bene, dai, che te devo dire? E non è mica roba da China, è roba tipo da Brico, quelli nostri, no? Che sicuramente comunque comprano le robe dai China. Bene, abbiamo già perso la prima vitina della GoPro. Mettiamole magari sopra uno Scottex, così non svolano via. Adesso da vedere se le viti sono 4 oppure se sono 6, perché ce ne sono altre 2 qui. Scopriamo assieme come è fatta una Pro. Tanto ormai andata per andata, cioè sono quei casi in cui non rischi nulla, diciamo, ad aprirla, cioè al massimo te la aggiusti, insomma, ecco. Cioè questo cacciavite fa proprio pena, No, è fissata anche lì, rimettiamo la protezione alla lente e togliamo anche queste 2 qua, vedi, anche qua c'hai altre 2 vitine. Sì, non è un canale tecnico ovviamente, questo è un canale, diciamo, bene o male di camper, di singanai, di robe così. Però insomma anche tra chi viaggia, insomma c'è tanta gente che ha la GoPro e questo, diciamo, è uno dei problemi comuni che si possono avere con gli anni, soprattutto in casi in cui te l'attacchi al drone, prende delle botte con il cavo su, perché questo succede di solito quando prende le botte con il cavo collegato, come è successo a me, insomma. Cos'altro c'è? Non avevo messo mica colla, forse perché c'è la schedina. Proviamo a togliere la schedina. Eccola, sì, ti confermo, c'è da rimuovere la schedina micro SD, se no fa leva qui. Questo è l'interno della Pro, come vedi alla fine la schedina è tutta qui, guarda che roba, è estremamente compatta, accidenti, perché il resto dello spazio alla fine è la batteria. Comunque vai fuori, è lì, ma come fare per tirarlo via? Come fare? È incastrato lì. Allora c'è da rimuovere anche questa parte qui, la parte sopra.
Ok, aperto tutto, magari prima di Natale, perché devo andare anche a cena con l'Alessia, cioè non tanto la cena di Natale, ma la cena adesso. Qui c'è il suo specchio. No, non è il caso di perdere quelle piccole. Sì, magari neanche quelle grandi non è il caso di perdere, però vabbè, insomma. Che non è neanche calamitato sto cazzavitino, quindi è proprio veramente un'impresa che non ti dico inserire ste vitine. L'unica è improntarle a mano, cioè iniziare l'avvitamento a mano e dopodiché le stringi col cacciavite. Però anche a mano ti garantisco che è un'impresa, perché sono cose proprio da cinesini che hanno le manine piccoline, te capì? Non è roba da singani sabatoni quei dei grossi. Guarda, eccola, dai che ce l'ho fatta. Eccola, le stringiamo bene, se non troppo che ci spacchiamo la scheda. Il giusto, come dicono nelle ricette di cucina, quanto basta. Ok, quindi proseguiamo a svitare la parte sotto, che è quella che interessa a noi. Dopodiché dobbiamo ricordarci anche di rimontare questa flat qua, questa piestrina qui. La vedi? Questa. La parte più difficile dell'operazione è utilizzare sto cacciavite della miseria. Per il resto sono semplicemente vitine, niente di che. Eccolo qua. È saltato fuori il pezzettino incriminato. Eccolo qui. Io pensavo di saldarlo. Vediamo se riesce a metterlo a fuoco. Il problema è che ci sono tanti microfilini. Ok, da quel che vedo praticamente è impossibile ripararlo, in quanto è impossibile stagnare tutti questi microfilini veramente. Cioè sono troppo piccoli. Io credo che è anche inutile riaprirla, perché vedi qua dentro, ho paura che non vedi perché c'è poca luce. Comunque guarda la piastrina. Vedi, sono miseria, sono una decina in mezzo centimetro, cioè a distanza neanche 1 millimetro l'uno dall'altro. Come faccio a stagnare io sta roba qua? Sono veramente più di 10, conta lì, guarda che roba. Vabbè, quindi niente, riattacchiamo la Pro come era prima, e quindi la utilizzerò senza, per il drone almeno, senza vedere dove sto andando. Accidentaccio. Abbiamo anche avanzato un pezzo. Beh dai, perlomeno ti sei visto come è fatta una Pro dentro. Eccolo.